Corriere del Veneto, domenica 21 febbraio 2021. Le imprese e gli effetti della pandemia da Covid-19. Imprevedibile e incontrollabile, fulmineo e paralizzante, dirompente e asimmetrico. Sono questi i 6 aggettivi che meglio descrivono l'impatto che il Covid-19 ha avuto su imprese e lavoro nel nostro nord-est. Lungi dall'essere stata la conseguenza della disattenzione fatale di qualcuno che doveva vigilare e decidere, le istituzioni, i governi, le comunità imprenditoriali e manageriali, la pandemia scoppiata un anno fa è stata invece una sorpresa imprevedibile, che avrebbe dovuto condurre verso un fallimento inevitabile. Così non è stato. Come mai? Procediamo con ordine. La prima sorpresa imprevedibile è stata la sensazione di vulnerabilità. Per anni le imprese hanno cercato con costanza di inserirsi nelle filiere globali del valore più virtuose e le diplomazie hanno lavorato per consolidare i legami tra economie nazionali con infrastrutture giuridiche, fisiche e digitali. La crescente interdipendenza reciproca ha rimosso molte barriere e ha velocizzato i flussi di prodotti, persone e conoscenze, con indubbi vantaggi in termini di competitività. Questi stessi fattori hanno reso incontrollabile la diffusione degli effetti della pandemia lungo le filiere globali, fino a bloccare i processi interni delle imprese. Ad uscirne meglio sono state quelle multilocalizzate, con impianti in più aree del mondo, che hanno saputo creare o riattivare con prontezza le filiere locali di fornitura, rompendo così i legami forti delle interdipendenze globali. A pensarci bene, è un po' come la logica che sta alla base di Internet, un sistema globale e interconnesso in cui però il blocco di una parte non fa cadere il tutto. Chi studia questi fenomeni dice, a ragione, che il futuro sarà della regionalizzazione delle filiere. La seconda sorpresa imprevedibile è stata la sensazione di fragilità. La pandemia si è diffusa in tempi velocissimi in tutta l'economia e la società, portando alla paralisi. A soffrirne di più sono state le imprese localizzate solo in un territorio e di più piccole dimensioni, perché strutturalmente non potevano spostare le attività in altre parti e non avevano risorse in eccesso su cui poter contare. Ce ne sono state alcune, però, che hanno assorbito lo shock meglio di altri. Ci sono quelle che sono riuscite in tempi rapidi a creare forme leggere di aggregazione temporanea con imprese di altri territori per garantire la regolarità della produzione e del servizio, dimostrando di possedere riserve di risorse relazionali e manageriali per individuare i partner giusti, per trasferire le conoscenze sui processi e per fidarsi reciprocamente. E ce ne sono altre che, invece, sono riuscite ad elaborare in tempi compressi dei piani di emergenza, validi solo per qualche giorno, a rivederli in modo ricorrente, accettando di dover smentire ogni volta quanto deciso in precedenza, e da privilegiare l'efficacia invece che l'efficienza. Tutte queste imprese ci hanno indicato quanto contino sia la capacità di saper prendere decisioni tempestive in condizioni volatili, incerte, complesse e ambigue, sia la disponibilità a metterle in discussione ad ogni piè sospinto. Nel prossimo futuro serviranno percorsi formativi in queste direzioni. La terza sorpresa imprevedibile è stata la disponibilità a delega e fiducia. Ci sono state imprese che, a prescindere da dimensione e localizzazione degli impianti, hanno gestito al meglio gli effetti della pandemia ricorrendo al decentramento decisionale e al coinvolgimento delle maestranze. Così facendo hanno reso più semplice e rapida tanto la condivisione delle informazioni quanto la certezza di poter contare su comportamenti responsabili e guidati dal comune obiettivo di lavorare in sicurezza. Per quelle che erano già pronte è stato facile, mentre molte altre hanno imparato a farlo in un battibaleno. Aver sperimentato con reciproca soddisfazione queste modalità di organizzazione del lavoro e delle relazioni fa ben sperare per il futuro, perché sarà molto difficile tornare indietro e sarà un vantaggio per tutti.